Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, ben trovato al vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi, ospite nei nostri studi. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Avremo anche nella puntata di questa sera, Vice Sindaco, molti argomenti da affrontare insieme, ovviamente che riguarderanno la città di Padova, il futuro e il presente ovviamente della città di Padova. Cominciamo però, Vice Sindaco, è doveroso nella giornata di oggi, agevolandovi insomma il servizio di quello che è un tragico fatto di cronaca che si è verificato alle prime luci dell'alba di questa mattina, insomma attorno alle 9 per la verità, quando purtroppo in tangenziale verso Abano un motociclista giovanissimo di 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Vediamo il servizio. Tragedia alle prime ore del giorno nel territorio comunale di Abano Terme nel Padovano. Un giovane del luogo di 20 anni, in sella a una moto 125, intorno alle ore 9, ha perso la vita impattando contro una Fiat Fremont nonostante i tentativi dei medici del SUEM 118 di rianimarlo. Il violento scontro è avvenuto indicativamente alla fine di Corso Australia, lungo la direttissima che porta da Padova verso Abano. Il giovane, dai primi rilievi effettuati sul posto dagli agenti della polizia locale, viaggiava in direzione di Padova, imboccando la curva nei pressi del cavalcavia che sovrasta la direttissima a qualche decina di metri dall'uscita della strada statale 16 per Rovigo. Potrebbe aver perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta per impattare frontalmente contro la Fiat Fremont che sopraggiungeva. Le indagini sono in corso per stabilire l'effettiva dinamica del sinistro, che potrebbe dipendere anche da un possibile malore. L'autista dell'auto, un uomo di mezza età visibilmente sconvolto, è stato sentito sul posto dagli agenti della locale. Per ripristinare la sicurezza viaria erano presenti anche i vigili del fuoco intervenuti con una squadra da Abano, traffico rallentato anche a causa dei molti curiosi. Vice Sindaco, insomma, l'ennesima purtroppo tragedia della strada anche nel nostro territorio, segno di un tema su cui non bisogna assolutamente abbassare i riflettori, perché stiamo parlando veramente di numeri molto molto drammatici anche in Veneto, anche a Padova. Mai abbassare i riflettori e mai abbassare la guardia, sono tragedie. E poi un ragazzo di 21 anni, 20 anni, insomma, morto così, insomma, quindi il mio pensiero va alla famiglia. Però in effetti, cioè, la prima causa di morte nelle fasce giovani, quella fascia là, sono proprio gli incidenti stradali. Noi dobbiamo fare il possibile, ritenere che non si è mai fatto abbastanza rispetto a quanto abbiamo in corso. C'è molta più attenzione rispetto a una volta a questo, ma questo non evita che questi fatti accadano. La distrazione, l'alta velocità e il non rispetto delle regole sono tra gli elementi che più incidono sulle cause di incidenti stradali. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo misurato con un piano degli incidenti stradali di cui ci siamo dotati, un piano molto, molto evoluto, perché si basa sulla raccolta e il censimento di tutti gli incidenti stradali che avvengono nel territorio padovano e organizza il punto esatto in cui questo è avvenuto, i mezzi coinvolti, se due auto, autopedone, autobicicletta, automotocicletta, la gravità e il motivo. Ecco, noi abbiamo quindi una casistica che è continuamente aggiornata dal settore polizia locale, mobilità e lavori pubblici e quindi conosciamo quali sono i punti più complicati, quelli meno sicuri e quelli su cui intervenire. E le cause anche, per quello prima parlavo di alta velocità, di distrazione e di rispetto delle regole. Noi quello che possiamo fare è continuare ad agire dal punto di vista educativo, anche se poi quando siamo in strada tutti quanti corriamo dietro l'orologio o chissà anche... Sempre di fretta, sempre in ritardo. Ogni tanto però, Vice Sindaco, si torna a parlare di campagne shock, se ne parla ogni tanto anche a livello regionale. Secondo lei può essere magari una soluzione anche per sensibilizzare un po' gli utenti della strada? E che sia uno shock o non shock, l'importante è che se ne parli. Vanno bene le campagne nelle scuole, vanno bene le campagne televisive. Noi abbiamo associato all'uscita di questo piano della mobilità
di questo piano dell'incidentalità e della sicurezza stradale anche una serie di spot che mettono a fuoco quali sono quei comportamenti che alle volte noi banalizziamo, un sorpasso quando magari non ci sono le condizioni, ma sì, ok, ce la faccio, il guardare il cellulare o uscire dallo stop senza guardare, questa volta non è successo niente, insomma. Purtroppo sono migliaia gli spostamenti in città, uno ogni tanto succede che invece va male, quindi dicevo, le campagne educative, noi con questa indagine che abbiamo fatto poi abbiamo associato una campagna educativa che mette a fuoco appunto queste criticità, lo spot sulla distrazione, lo spot sull'alta velocità, lo spot sul non rispetto delle regole. E l'altra cosa è intervenire sulla sede stradale. Purtroppo molto spesso a causa di incidenti è anche la strada che magari non è adeguata, possiamo dire così, alla circolazione. Allora, c'è tutto l'aspetto, come dire, di sicurezza, su quello è vero che lo stato manutentivo delle pavimentazioni può incidere su questo perché il manto è più scivoloso o i mezzi a due ruote possono avere più possibilità, insomma, di rischio, e quindi bisogna continuare a investire su questo aspetto. Ma le altre cose sono la riduzione della velocità. Alle volte c'è anche un passaggio culturale da fare che le persone molte lo hanno capite, poi però il dibattito comunque anche per amore di discussione e per il gusto di discussione, come dire, si alimentano tutte le posizioni, però quando si parla di zone 30 vicino a centri abitati o vicino alle scuole, aree pedonali vicino alle scuole, quando si parla di restringimento della carreggiata a favore di corsie pedonali, marciapiedi o corsie ciclabili, alle volte viene vissuta come una privazione della possibilità di movimento. Invece è statisticamente verificato che laddove le auto procedono a una velocità più bassa, gli incidenti sono meno impattanti, meno dolorosi, hanno conseguenze meno gravi. Tra l'altro, Vice Sindaco, scusi se la interrompo, in questo periodo si sta parlando di un nuovo codice della strada che in molti hanno definito addirittura codice della strage, insomma, con proteste che ci sono state un po' in tutto il paese, proprio perché, insomma, alcune norme contenute nel nuovo codice, che sarebbero ipoteticamente nel nuovo codice della strada, non tutelerebbero, insomma, la sicurezza, quindi segno che si continua a parlarne perché il tema inevitabilmente c'è. Condivido questa critica, non penso che il governo voglia fare strage, insomma, questa fa parte delle campagne shock che citavamo prima, però fanno bene le associazioni e i cittadini a sollevare delle perplessità. Io mi auguro che da questo punto di vista il Parlamento nel dibattito che affronterà, insomma, ascolti anche quanto gli amministratori locali e le associazioni, i cittadini stanno sollevando in questo. Ci sono aspetti che fanno fare alcuni passi indietro importanti a provvedimenti in favore invece della sicurezza per i mezzi più deboli, che sono i pedoni ed i ciclisti. Certo. Quindi, dicevo, la conformazione della strada, la riduzione della carreggiata per ridurre la velocità, l'illuminazione, la conversione dell'illuminazione a LED aiuta in questo senso rispetto alla luce incandescenza, che è più abbagliante. La LED è una luce più confortevole, alle volte ci sbuca una macchina o una bicicletta di lato e non la vediamo bene proprio per condizioni di visibilità non ottimali. Le rotatorie sono state una novità all'epoca che ha fatto anche un po' scalpore. C'è stato un periodo in cui a Padova tutti parlavano di rotatorie perché ci fu un'amministrazione in modo particolare che insomma, decise di spingere su questa cosa, e quindi
cambia moltissimo la mobilità a Padova con le rotatorie costringono, a differenza dei semafori, a impegnare l'intersezione, l'incrocio a minor velocità, quindi non sono diminuiti gli incidenti magari, ma sono piccoli tamponamenti, certo, che poi non producono... Sì, anche perché insomma una rotonda piuttosto che un incrocio fa ovviamente tutta la differenza del mondo. Chiudiamo questo capitolo, insomma, questa parentesi, Vice Sindaco, veniamo adesso, come avevamo anticipato, proprio alle tematiche della città di Padova e cominciamo con, insomma, quello che è stato un atto simbolico che c'è stato la scorsa settimana, gli ultimi giorni della scorsa settimana, che però rappresenta insomma, un punto di svolta importante per una certa zona della città. Stiamo parlando dell'abbattimento, la fine dell'abbattimento della tribuna pericolante dello stadio Appiani di Padova, lo stadio Appiani da Padova, ex ovviamente casa del calcio Padova, adesso comunque ancora utilizzato, però quella tribuna insomma da diverso tempo non veniva più utilizzata e peraltro era pure abbastanza pericolante. Ci avete messo un po' di più del previsto perché è stato un cantiere non privo di problematiche, Vice Sindaco. Sì, anzitutto quando si parla dello stadio Silvio Appiani bisogna sapere che stiamo parlando di un monumento del calcio padovano e quindi come tale va trattato e va rispettato. Quella tribuna era una tribuna che era ormai inagibile e inutilizzata da 30 anni ed era, come dire, un elemento che stonava insomma, sull'utilizzo dell'impianto, oltre a costituire un pericolo anche importante per la strada. Tra l'altro quella tribuna ha una capienza che non è più corrispondente alle normative che il CONI prescrive sugli impianti sportivi e quindi quello stadio non ha più quelle capienze che aveva quando fu realizzata quella tribuna. Quindi nell'intervenire, da 30 anni che questa città non interveniva su quel punto, si è deciso di costruire una nuova tribuna al posto di quella, delle dimensioni anche consone alle normative che vigono su quell'impianto sportivo. Tra l'altro sarà una tribuna che sarà realizzata costruendo una collinetta e quindi riprenderà l'immagine del primo Appiani, dove su quel fronte c'era una collinetta dove gli spettatori si sedevano insomma, per guardare le partite. Una tribunetta che terrà 200 posti, quindi insomma in aggiunta a quelli davanti. Dà comunque la possibilità insomma di usufruirne. Ci prendiamo una brevissima pausa perché poi al rientro dalla pubblicità Vice Sindaco ci deve spiegare perché alla fine ci avete messo un anno esatto se non sbaglio tra l'altro, nonostante insomma le previsioni iniziali fossero di un ben altro tenore, e poi ovviamente ci spiegherà ai cittadini padovani anche cosa sorgerà, non solo dove una volta c'era la tribuna e c'era un po' anticipato insomma con questa collinetta un po' per così dire a Marcord, ma soprattutto come tutta la zona circostante cambierà volto, in particolar modo mi riferisco a via 58esimo Fanteria. Però ne parliamo tra un attimo, ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo con Il Sindaco risponde.